Eccoci qua cari amici, appassionati di auto d'epoca, appassionati di furgoni. Siamo qua alla fiera auto d'epoca a Padova e hanno acceso, messo in moto un Alfa Romeo A12. Eccolo qua. Spettacolo. Dai, vai di rombo. Bravissimo, un bel pianale qua da caricare qualche auto, qualche soccorso. Spettacolo. Cosa chiedi? Cosa chiedi? Eccoci qua, cari amici appassionati di Alfa Romeo. Viene solo 32, insomma, però d'altronde non è che se ne trovano spesso. Ma dai, Di A12, ecco qua, Devo vedere come si carica. Eccoci qua. Guardate qua, questo A12 valutato 32.000 euro. Vediamo se qualcuno ci fa un pensierino. Ecco qua. 32.000 euro per questo A12 pianale. Eccoci qua. Ma ti ho detto amico. E poi ragazzi, dato che ci siamo, abbiamo qua questo bellissimo Fiat 241 pick up, anche questo molto interessante, almeno per la colorazione. Chiaramente il 241 spartano, però insomma piace, del 79, motore cilindrata 1.900, non so il prezzo qua. Il prezzo non si sa, è un buon conservato questo pick up. Eccolo qua. Trattative. E poi abbiamo qua un altro furgonato, un altro bellissimo Alfa Romeo, bello, nel colore bello, c'è questa leggera imperfezione che ci può stare, non so il prezzo di richiesta. Ecco qua, fiera auto d'epoca a Padova, senza la nostra Zo i report vanno avanti lo stesso, però chiaramente ci manca. Eccolo qua, anche questo l'abbiamo portato a casa, questo report, questo angolino dei furgoncini è interessante. E niente, qua le trattative continuano e alla prossima insomma. Però dato che ci sono, vi faccio vedere un'auto vecchia, una Volvo, che questa è interessante. Eccola qua, una Volvo, non so se la 144, eccola qua, targa nera Milano, anche questa è interessante. E con questo il vecchio Marvin vi saluta da questa Mercedes. E niente, insomma, ci siamo goduti il report dei furgoncini. Ciao a tutti, alla prossima. E niente, aspettiamo un po' tempi migliori, chissà, magari il prossimo anno avremo la Zo. Ciao a tutti, a presto. Viva l'auto d'epoca Padova. Circuito dell'O.